un amico d'infanzia del mister Zanetti, vuole un po' identificarsi, vuole un po' spiegare chi è. Allora, sono Gianna Ginito Frattin, non sono proprio del paese del vostro allenatore, sono di Mussolon. Mussolon che è una ridente località di 980 anime che dista a una pissata di cane a Valdagno, paese natale del sopracitato condottiero del Grecia Verona. Però se vogliamo proprio dare un'informazione più precisa a chi ci segue attaccato all'apparecchio adibito a riproduzioni televisive, la TV. Mussolon dista esattamente a 4,1 km o se preferite a 8 minuti di strada, passando per la strada provinciale 246 da Valdagno. Dire chi se ne frega, Esatto, ma lo diciamo anche mi permetta però di sottolineare che il tempo di percorrenza è stato calcolato non in regime diciamo di ora di punta, perché se siete tornanti e se te capite di dire a scuola bus dove che siete tutti tosati che tornano da scuola che gana fame becca e magari quei dedrio e se dire dedrio che sei per sei disco gli dicevo magari te fa le lingue e se alza ma no, non faccia gesti. Di facile che te che metti per se tempo, sono un tipo preciso. Pensi che io prima di apprestarmi all'accoppiamento con la mia consorte piego mudande, cassetti, canottiere. È andata via però. Questa diciamo non è la sede adatta per parlare di certi argomenti, ma noto un certo diciamo sguardo così abbastanza morboso e un sorrisino ironico. Quello praticamente mi stai togliendo poi il culo. Ci racconti un po' del Zanetti, amico d'infanzia, com'era? Io posso solo parlarvi del periodo che va dalla preadolescenza alla fanciullezza, passando da Edwidge Fenech a Postal Market. Anche perché proprio all'età di 15 anni Paolo Zanetti ha iniziato a fornire le sue prestazioni sportive nel Vicenza Calcio e dopo 2191,5 giorni o 6 anni se preferite essere per sé blandi è andato a dare la sua prestazione sportiva alla società denominata Empoli. Quindi Empoli. Non l'ho più visto. Da quel giorno lì le nostre strade hanno fatto come le uniformi militari, e cioè? divise. Ma dai, ma per piacere. Sembra che dopo anche lui abbia dovuto portare gli occhiali, quello sì. Com'era il Zanetti ragazzino, quello voglio sapere. Era matto come un cavaglio, non stava fermo un minuto, non era mai straco, e pareva gli orsito di Aduracell, anche domandava a tutti a sommare, soppare se già sta battezzato col supra di giocavamo a Pac-Man. Quello che mangiava i fantasmini. A Pac con le mani sentivamo criavamo, sentivamo darsi e se non criavamo andavamo a suonare i campanelli, scappavamo via, ci attaccavamo le ciunghe e lui correva per sé di tutti come un leone. Quando ci hanno cuccato a ciavare le macchinette alla standard, ma anche lì, ma non si fa. A lui è andato via come un leone, a me mi hanno ciabato per le recce, mi ha portato fino a casa e già è venuto mio papà a tornarmi dalle recce in Caiù che il giorno dopo che aveva due recce pareva di avere due fette di carne saiata. Posso fare un saluto con l'inno che ci contraddistingue? Muzzolo, 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 che sarà della mia vita, muzzolo. Puoi far tutto o forse niente quando vivi a Muzzolo, ma però io amo Muzzolo. Ciao, grazie.